Ad Antonio Gramsci si è aperto oggi a Cagliari nell'80° anniversario della scomparsa del grande intellettuale, quindi accademici e studiosi di tutto il mondo per leggere l'attualità del pensiero gramsciano. Per noi è andato Davide Vannucci, vediamo. 27 aprile del 1937, tra le 4 e le 4:20, Antonio Gramsci muore nella clinica Acquisisana di Roma. 80 anni dopo, la Sardegna lo celebra con un grande convegno internazionale a Cagliari, nel piccolo auditorium di Piazzetta Dettori, accanto al liceo omonimo in cui Gramsci studiò dal 1908 al 1911. Senza volerne fare un santino, tuttavia Gramsci davvero ci aiuta a capire il tempo in cui viviamo, non solo il suo tempo ma anche il nostro. 2 giorni di incontri dal titolo Un secolo di rivoluzioni, percorsi gramsciani nel mondo. Del resto, ad ogni latitudine, i codici forniti da Gramsci servono a leggere la politica contemporanea. Sicuramente la nozione di subalterni che interessa tutti i fenomeni di precarietà o tutti i fenomeni di marginalità che troviamo oggi al mondo. Occupy Wall Street, le primavere arabe, le sommosse contadine in America Latina si possono interpretare attraverso i quaderni e le lettere dal carcere. Spesso noi li leggiamo semplicemente come movimenti di piazza, in realtà sono tutti movimenti che hanno una base culturale forte, nella quale è molto presente il pensiero di Gramsci. Cos'è che li accomuna? Li accomuna per esempio il tentativo di costruire una controegemonia rispetto all'egemonia culturale che produce dominio politico delle classi borghesi, delle classi dominanti. Gramsci ci ricorda soprattutto una differenza sostanziale, quella tra popolare e populista. Popolo è una serie di soggetti disgregati che bisogna riunire in un blocco storico, in un programma culturale e politico. Populismo è invece il presupporre che già nel popolo di per sé ci sia una risposta a qualunque crisi o istituzionale o economica.